C'erano i rappresentanti degli allevatori dei comitati di Veneto e Piemonte giovedì sera collegati in videoconferenza per un confronto aperto sul problema del lupo sempre più presente nelle zone antropizzate, sempre più vicino ai centri abitati e causa di perdite pesanti di capi di bestiame. Le attività di allevamento purtroppo sono incompatibili con la presenza del lupo. E poi bisogna fare una scelta, no? La politica deve scegliere se vuole continuare a mantenere un territorio gestito dagli allevatori o se vuole che il territorio venga preso da questo gestito in modo naturale. Sotto accusa naturalmente c'è il piano Life Wolf Alps, ma c'è anche la politica incapace di scegliere, dice Donazzolo. In Piemonte un primo timido dialogo è stato avviato dal Consiglio regionale dopo la durissima presa di posizione del presidente del Parco delle Alpi Cozie, che ha rilevato le criticità di Wolf Alps e delle azioni sfavorevoli agli allevatori. C'è stata un'audizione da parte delle commissioni agricoltura e ambiente congiunta alla quale sono stati invitati, e questo è un fatto nuovo e positivo, non solo le organizzazioni agricole istituzionali, ma sono stati invitati anche quelle associazioni e comitati che da anni si sono costituiti proprio sulla base del problema lupo. Nel 2004 in Val d'Ossola le prime apparizioni del lupo, che poi si è riprodotto ed è sceso colonizzandola in provincia di Cuneo. Una situazione che crea allarme tanto quanto in Veneto. Oggi abbiamo la necessità invece di riprendere in mano la gestione di questo territorio, altrimenti a farne le spese saranno sempre loro. E non è riportando l'ambiente al naturale che risolviamo i problemi.